Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, io sono Maria e questo è l'appuntamento che va ad aprire la settimana con l'oroscopo del giorno. Ben ritrovati intanto in questo lunedì, andiamo un po' a capire come dare il via, come le nostre stelle appunto danno il via a questa settimana. Partiamo con i nostri 12 segni, sempre con un po' di energia. Sappiamo che il lunedì è un po' più difficile dare il passo giusto. Partiamo dai nostri Ariete. Grazie a Giove nel cielo, oggi sfrutterete ogni occasione per godervi al meglio questo autunno, i colori, i profumi. Marte vi assicura poi un'ottima forma fisica e tanta energia, ottimo. Ci sarà anche Giove che collocherà nella giusta prospettiva i problemi così da non agitarvi nelle prime difficoltà. Toro, passiamo a voi. Avete la luna in trigono oggi, in trigono a Urano. Prenderete quindi diverse iniziative e sarete pieni di fiducia in voi stessi. Partite insomma alla grande con il piede giusto in questo lunedì. L'impegno e la vostra inventiva poi verranno premiati, tranquilli, arrivano le ricompense. Procedete con serenità intanto sulla strada intrapresa. Gemelli, Giove è favorevole in Ariete oggi, quindi parliamo chiaro, i guadagni saranno più che soddisfacenti. Anche Venere benevola vi accompagna, vi promette felici introiti ancora e incontri soprattutto. Saturno poi, sorridente dall'Acquario, vi promette costanza nel promuovere scelte professionali ben meditate. Beh, meglio di così oggi come poteva andare? Cancro, siamo da voi. A causa della Luna e soprattutto di Giove contrari, diciamolo, oggi vi viene richiesta molta concretezza e pragmatismo a voi, quindi bando alle illusioni e ai sogni irrealizzabili. State come dicevamo con i piedi per terra. Con Giove nemico poi dall'Ariete sarebbe bene guardarvi da contrasti e attriti con un capo un po' così, un po' burbero. Leone, Saturno ostile in Acquario vi darà la sensazione oggi che a dividervi da alcuni familiari ci sia un divario a dir poco incolmabile rispetto a gusti e esperienze, insomma non trovate il punto di mezzo. Per chi è single, parliamo di cuore, aspetta l'incontro importante, novità positive, le coppie poi rinsalderanno presto l'intesa, molto bene. Vergine, eccoci, grazie a Mercurio in congiunzione preparerete con attenzione eventuali prove di studio, esami, colloqui di lavoro, insomma quello che vi aspetta in questi prossimi giorni che andranno alla grande alla fine, sì, avete sentito bene. Se nella vostra attività invece vi sentite un po' annoiati, senza entusiasmo, beh, dopo tutto l'abbiamo detto, è lunedì, confidate sul suo aiuto, sull'aiuto di Mercurio per nuovi stimoli, cercateli, li troverete. Bilancia, per voi amici c'è il sole nel vostro segno, quadrato però alla luna in Capricorno, quindi oggi non perdete tempo con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda, non sarebbe il caso. Con Giove in opposizione un vostro superiore potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza, quindi state attenti a come vi muovete, cercate sempre l'equilibrio giusto. Si apre il lunedì anche per i nostri Scorpione, per colpa di Urano verso dal Toro evitate di essere impazienti e precipitosi come fate di solito in questi casi. Siate previdenti, risolvete con meticolosità i problemi facendo leva sull'esperienza, che ne avete tanta. Questo aspetto sfavorevole poi vi deve far essere più prudenti, insomma più accorti con chi vi fa richieste un po' inusuali, diciamo così. Sagittario, la pesantezza di Marte oggi è all'ordine del giorno. Lui si trova bene nei Gemelli, ma vi imporrà dei ritmi molto intensi e avrete a che fare con tanti impegni in questa settimana. Il tempo sembrerà non bastarvi mai in pratica. Se si presenterà qualche contrasto con la persona amata, mitigatelo, magari con una buona dose di dolcezza, quella che tenete nascosta in tasca. È il momento di utilizzarla. Capricorno, voi avete la luna, ma meglio non vantarvi troppo. Oggi vi sticcia con il sole, ma è amica dall'altra parte di Urano e Nettuno, quindi la giornata procederà comunque tra alti e bassi di umore. Affrontatela con un atteggiamento un po' più soft, più del solito, ancora di più. Con il partner all'inizio sarete un po' in disaccordo, ma alla fine convergerete entrambi verso un abbraccio. Ottimo per iniziare il lunedì, ve lo consiglio. Acquario, voi imparerete ad apprezzare un collega che fino a ieri, o almeno fino a pochi giorni fa, vi sembrava poco preparato e poco brillante, e cambierete punto di vista. Collaborerete alla fine alla grande. Rivitalizzate invece il vostro rapporto di coppia, vi diamo qui un consiglio, magari dedicarvi insieme a nuovi hobby stimolanti. Dovrete però prendere la scelta insieme. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Vi godete, per così dire, Mercurio disarmonico dal segno della Vergine. Potrebbe farvi ferire le persone care con silenzio, parole offensive dette in modo superficiale, quindi grande attenzione a come vi comportate oggi. Con questo Mercurio poi usatele bene le parole, quelle poche che oggi prestate agli altri, per evitare tensioni con persone irascibili e suscettibili che vi circondano, sì. Si chiude qui quindi l'oroscopo del giorno di questo lunedì. Noi non possiamo far altro salutandovi che augurarvi una buona giornata anche da me, Maria, e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0